Saranno effettuati nella giornata di domani i primi 15 vaccini anti-Covid relativi al personale medico e infermieristico della sanità chiogiotta. I vaccini arrivati oggi in Italia dal Belgio e in fase di distribuzione in queste ore a tutte le US saranno somministrati nell'ospedale di Chioggia, osservando un rigido protocollo, protagonisti appunto 15 sanitari operativi in città, che hanno risposto per primi e con favore alla richiesta di disponibilità da parte dell'ULSS 3 Serenissima. Altri 45 saranno praticati sempre domani al Covid Hospital di Dolo, mentre 15 saranno appannaggio dell'ospedale civile di Venezia e 35 dell'ospedale all'Angelo di Mestre, dove a mezzogiorno i vertici dell'ULSS col direttore generale Giuseppe Dalben incontreranno i media per commentare l'inizio della campagna vaccinale. Gli stessi medici e infermieri saranno poi rivaccinati con una seconda dose entro fine gennaio. Sempre all'ospedale di Chioggia, intanto, diminuiscono i ricoveri virali nei reparti, ma aumentano le criticità. L'ultima rilevazione dell'ULSS 3 Serenissima, relativa alla giornata di ieri, parla di 15 persone positive al virus, ricoverate nei reparti del nosocomio clodiense, 3 delle quali però versano in gravi condizioni al reparto di terapia intensiva. È comunque tornato a casa dopo 3 mesi di ricovero ospedaliero a Trecenta per il coronavirus il cuoco e ristoratore di Sottomarina Armido Boscolo, titolare del Minerva. Se il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha comunicato stamane che anche in Veneto sono stati riscontrati casi di contagio relativi alla variante inglese del virus in pazienti tornati dal Regno Unito, è importante la notizia che dal mese di gennaio le farmacie potranno erogare i test rapidi per scoprire se anche persone asintomatiche siano state infette dal coronavirus. Al prezzo calmierato di 26 euro concordato con la Regione, i cittadini muniti di documento d'identità potranno ricevere il test senza la necessità di impegnativa o di ricetta medica. Gli esami avranno luogo in gazebo esterni o all'interno quando la farmacia è chiusa, previo appuntamento. I dati relativi a coloro che dovessero essere riscontrati positivi poi saranno trasmessi all'USL per il tracciamento. Il Comune di Chioggia ha pubblicato nel proprio sito istituzionale chioggia.org l'avviso pubblico che contiene le informazioni e le schede per aderire alla prima edizione sperimentale del bilancio partecipativo dell'ente. Si tratta, come aveva spiegato l'assessore Daniele Stecco a Chioggia Azzurra, di una modalità di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte amministrative, che consiste nel destinare una parte di risorse del bilancio finanziario del Comune alla realizzazione di progetti specifici. Attraverso tale strumento, i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di 50.000 euro tra le risorse economiche del Comune, il quale sarà chiamato a realizzare i progetti vincenti secondo le idee messe in campo dai corpi sociali. Nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti anche in forma associativa nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età. Non possono presentare istanze nell'ambito del bilancio partecipativo i componenti degli organi politici del Comune di Chioggia, gli amministratori e dipendenti dell'amministrazione stessa. Gli ambiti di riferimento del bilancio partecipativo individuati per questa prima edizione sono le politiche pubbliche relative alla una o più aree tematiche, scelte tra le aree verdi e l'ambiente, le politiche sociali, educative e giovanili, lo sviluppo economico e turistico, le attività socioculturali e sportive. Tutti i progetti dovranno essere di interesse nell'ambito del territorio e riguardanti esclusivamente beni di proprietà comunale, per la cui realizzazione necessitano di un'istruttoria tecnica, di una disponibilità di bilancio, di una valutazione di fattibilità e di coerenza con gli strumenti di partecipazione dell'ente. I progetti potranno essere presentati fino al prossimo 1 marzo utilizzando il modello facsimile nel sito, e sarà possibile allegare foto, disegni e quant'altro ritenuto utile per favorire la miglior descrizione al progetto proposto. L'articolo continua nel blog Politopoli Chioggia.
Venezia è in zona rossa delle festività natalizie, semideserta e attraversata solo da qualcuno dei pochi residenti rimasti, è il simbolo dell'annus horribilis della capitale mondiale dell'overtourism. La diffusione dell'ondata pandemica ha avuto inevitabili e pesantissime ripercussioni sull'economia di una città concentrata nella monocultura turistica. Lo conferma una ricerca della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che nei giorni scorsi ha presentato i dati relativi all'impatto della crisi dovuta alla pandemia sull'economia metropolitana di Venezia, in particolare in riferimento al crollo dei flussi turistici. Nei primi 9 mesi del 2020 si sono registrati a Venezia 5 milioni in meno di arrivi, pari al 59,5% in meno, e 18 milioni e mezzo in meno di presenze, ovvero il 53,5%, con un calo del 68,7% dei passeggeri transitati per l'aeroporto Marco Polo. Anche i costi delle imprese, direttamente proporzionali alla drastica riduzione delle presenze nel capoluogo, sono in rosso. Con una perdita di fatturato di 31 miliardi nel 2020, Venezia è la seconda area metropolitana, dopo Torino, a rischiare il più elevato calo di fatturato nelle imprese, meno 19,2%, per effetto della forte specializzazione settoriale della sua economia. Viene stimato che la spesa turistica degli stranieri sia passata da quasi 3 miliardi a meno di 1, generando un calo di entrate di 2 miliardi. C'è nel complesso il sistema delle imprese veneziane ha in qualche modo retto all'impatto pandemico, permangono forti criticità per alberghi e ristorazione. Ben il 51,4% delle aziende di settore segnala l'esistenza di seri rischi operativi per il proseguimento delle attività, contro una media nazionale del 31,8%. A preoccupare anche lo sblocco dei licenziamenti, previsto al momento per fine marzo, che rischia di avere pesanti ricadute occupazionali. Per attendere la ripresa dell'economia veneziana e italiana, invece, secondo l'indagine condotta su un campione di quasi 100 consulenti del lavoro di Venezia, bisognerà attendere almeno ancora un anno. L'8,3% guarda il 2021 quale possibile anno di recupero per le imprese veneziane, mentre il 51,7% è proiettato già all'orizzonte del 2022. Conto alla rovescia per il bagno in mare di Capodanno. La tradizione, importata anche a Sottomarina dalla riuscita esperienza del Lido di Venezia, verrà rinnovata venerdì prossimo 1 gennaio, attorno alle 12, nel braccio di mare antistante i bagni Point Break, in corrispondenza del varco che continua l'incrocio con Viale Tirreno. Lo scorso anno erano 8 i coraggiosi che avevano affrontato la prova del freddo, tra loro anche il consigliere comunale e futuro consigliere regionale Marco Dolfin. Nell'autunno appena concluso, la pratica ibernista è stata tenuta alta ogni domenica mattina, nello stesso luogo, da Daniele Salvagno e Andrea Comparato, con l'aggiunta di qualche altro avventuriero più o meno estemporaneo. Anche domani, domenica 27 dicembre, i forzati del bagno in mare fuori stagione si ritroveranno in acqua per l'ultima volta nel 2020, pronti a ripetersi appunto venerdì 1 gennaio con brindisi augurale. Chi volesse unirsi non dovrà fare altro che rispondere presente, recandosi direttamente in loco con l'asciugamano, come se fosse luglio.